Il mio slow tour sul territorio stavolta comincia da una serra, vicino a Parma, sulle tracce dei prodotti della campagna. Buongiorno. Buongiorno. Oh, che bella stretta di mano. Vere manone da coltivatore diretto. Direi di sì. Lei mi deve scusare, io ero un turista, ma mi devo trasformare in terrista, cioè voglio tornare alla terra, rimettere delle radici, perché sono veramente un metropolitano che non ne può più. Queste sono lattughe. Ma che belline! Praticamente, guarda se non sembra un cioccolatino questa cosa qua. Viene da mangiarla direttamente. Questa è insalata? Questa è insalata. E dopo diventerà così. Da veramente? Guarda. Oh, che bellezza! Che meraviglia, cioè da così a così. Da così a così. Ma posso anche farla, dico, sul terrazzo? Tu la fai in un terrazzo, in un vaso, se c'hai una fioriera, anziché dei fiori ci metti queste piantine e esce questa roba qui. Questo qui, più che un cespo di insalata, sembra un fiore. Ma proprio qui dove anche l'insalata sembra un fiore, ci sono però dei fiori veri qua in serra. Sì, queste sono orchidee. Orchidee, il fiore per eccellenza. Sì, è uno dei fiori più fantastici che la natura ci possa offrire. È la pianta, diciamo, che contiene sia degli aspetti del mondo animale che del mondo vegetale. Ad esempio, nelle nostre colline qua di Parma c'è un'orchidea straordinaria che si chiama Ophrys insectifera, che vuol dire orchidea a forma di insetto, che ripropone esattamente la femmina di un bombo, del bombo. Il bombo cos'è? È un insetto, un insettone. Ha la forma della Forma femmina del bombo, detta la bomba. il È una bomba sexy, dammene una. Cosa mi consigli? Io ti consiglio quella bianca perché è simbolo di purezza e di amicizia sincera. Io ci leggo anche un'orchidea con sopra una spruzzata di parmigiano reggiano. Tieni presente che si possono mangiare tantissimi fiori Davvero? e io ti consiglio vivamente di farti cucinare un bel risotto alle rose. Risotto alle rose, mi prende in giro secondo me. E invece no, esiste! A livello cromatico è una magnificenza. Riso alle rose con spicchi di mela, tutto a chilometro zero, secondo le tradizioni parmensi. Parmigiano. A Parma naturalmente più burro e naturalmente più parmigiano. Il cucchiaione. Va benissimo, mi Ti dà. piace? Questo sì che mi... Allora Mi io... fido di te. No, sono io che mi fido di te. E che questa è una cosa che si può mangiare. Bella è bella, ma... Vado? Vai. Lo sai che io ho famiglia, vero? C'è già il 118 impostato. Perfetto, quindi allora posso andare... Vado. Vai. È buono davvero. Per fortuna, per mandar giù le rose, qui c'è anche del sano pomodoro. Da dove viene questo pomodoro? Questo pomodoro viene tutto dalla zona di Parma. E poi è un pomodoro speciale, perché mi hanno detto, ho capito il giusto, ma contiene un sacco di licopene. Che il licopene sarebbe un antiossidante. Antiossidante. Evita l'invecchiamento, fa bene. Sì, io ne dovrò mangiare tantissimo. Ma guardi, il signor Roberto ha 106 anni e ne dimostra 48. Infatti, è vero. Perché fa il bagno nel licopene. pomodoro proprio, sì. Insomma, intanto ho rimediato un pranzo a base di rose e pomodori. Carota di Parma, che la carota. Penso di sì. La prossima volta ti farò un'orchidea impannata, non lo so. Vabbè, tu non ti sforzare che dietro ho visto cose che noi umani mangiamo volentieri. Eh sì, dopo il risotto io qui trovo anche il contorno, il secondo e anche il dolce. Perché Campagna Amica vuole dire che le aziende agricole direttamente conferiscono qui i loro prodotti, dal produttore al consumatore, appunto, filiera corta. E questo qua è il famoso strolghino di Zibello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 39, 150, 151, 52, 53, 185 passi. Questa è la lunghezza del tavolo che deve ospitare lo strolghino, cioè il salame più lungo del mondo. Senta, ma perché la parola strolghino? Da dove viene la tradizione dello strolghino? Una pasta di salame. Sì. Questo qui lo facevano piccolo perché dopo un mese, 40 giorni, lo assaggiavano per vedere se era stato fatto bene o no. Lo strolghino viene fatto coi ritagli del culatello e assaggiandolo si capisce come sarà la futura annata di culatelli. Praticamente in italiano è astrologo. Sì. Bene, questo è piccolo e strolgente.
Siamo riusciti a sapere perché Strolghino. Birra artigianale, Oktoberfest, no, November Pork. Sono a Zibello, alla fiera appunto dello Strolghino e del Culatello. Che rima. E qui il tempo fa schifo, meno male. È proprio funzionale. Qui si invoca la nebbia, la bruma, questa cosa che rende il culatello un prodotto unico al mondo. Allora, per gustare bene la fetta di culatello bisogna assolutamente spazzarla a metà, prima gustare la parte più morbida, poi assaggiare e gustare la parte più asciutta. È veramente un prodotto incredibile. Il re dei salumi. Se riesco a centrare un salame lo vinco. Per fortuna non ho vinto. Va bene, il colesterolo è salvo. E tu dove sei? Per questo appuntamento di Slow Tour io sono a Montese, sulle colline tra Bologna e Modena, insomma, vicino a casa mia. Qui il paesaggio mi è familiare, un autunno che richiama il Medioevo agreste, a mezza collina, caratterizzata da boschi di castagno. Allora, per il nostro slow tour siamo arrivati coi bambini a Montese, all'antico castagneto. Bellissimo. E adesso andiamo a raccogliere le castagne. I castagneti però non ci sono sempre stati. Questi boschi sono stati piantati al tempo di Matilde di Canossa. Perché il frutto della castagna, altamente nutriente, contribuisse a sfamare il popolo. Ma poi, nei secoli, i castagneti sono stati abbandonati. Questo è un bosco di castagne. Recuperato negli ultimi anni. Recuperato nel senso che gli alberi vanno curati. Sì, nel senso che vanno potati, si fanno degli innesti per migliorare quindi la qualità. Prima della raccolta bisogna pulire il castagneto, cioè vuol dire che bisogna raccogliere le foglie, spazzarle, in modo che così quando cadono le castagne riesci a raccogliere meglio. Le vedi. Esatto. Mantenimento del territorio. Adesso vediamo un bosco incolto e adesso ci voltiamo, invece vediamo, no? Ecco, mantenimento del territorio, salvaguardia del paesaggio, che vuol dire turismo, che vuol dire persone che si spostano e vanno in campagna a mangiare, a fare il picnic, Esatto. a vivere. E valorizzare i prodotti del territorio e il territorio stesso. Nada è così appassionata di queste montagne che ha abbandonato il lavoro di città per venire a vivere qui. È stata la tua scelta di vita. Sì, perché io lavoravo in ufficio, ero impiegata. Ho capito quindi... tutto, spiega già. La casetta del signor Lupus è un ognomo dispettoso che butta anche le scarpe in testa alla gente se gli sta un po' antipatica. È una bella casetta, molto bella. E nella fattoria ci sono anche gli animali da cortile, che non sono belve feroci, ma che per i bambini sono vere e proprie curiosità. Questi cosa sono? Maiali? Ah, bene. L'avete mai visti i maiali? No. Mai? Sono un po' stranonati. Effettivamente alcuni non hanno mai visto il maiale. Hanno solo visto i prosciutti. Dopo l'emozione degli animali c'è una merenda a base di castagne arrosto, come si facevano una volta, nel camino. Attenzione che scottano, Nada l'ha visto fare dai nonni, così come ha visto fare la farina dalle castagne essiccate. Ed è per questo che abbiamo fatto un essiccatoio, diciamo un po' più moderno, costruito recentemente, ma con gli stessi criteri di allora. Ecco, questi sono i, non so come dire, bomboloni, non lo so, sono delle strutture ricavate da dei tubi di ferro, servono per produrre il calore che poi serve ad essiccare le castagne che sono lì sopra, che si vedono addirittura. E quindi per 40 giorni deve andare questo fuoco che scalda le castagne, le secca, per poi poter produrre la farina di castagne. E questo è un metodo antichissimo, vecchissimo, quello che facevano i nostri nonni. Probabilmente ci dormivano anche una volta nell'essiccatoio. E poi ottenuta la farina si possono fare dolci per le merende. Una torta fatta con farina di castagne. Posso? Ci mancherebbe. Così vi dico com'è. No. Il mio DNA ha dei ricordi. Cioè, è un gusto che adesso abituati
alle merendine, potrebbe anche essere non particolarmente gradito. In realtà, pensando a tutto quello che c'è dentro alla castagna e quindi alla farina di castagna, tutti i nutrimenti che ci sono, veramente dovremmo cominciare a fare le torte in casa. Noi donne che vi lavoriamo dobbiamo anche fare le torte in casa, però dai, si può anche fare, non ci vuole tanto. Vediamo come si fa la torta di castagna. Farina di castagne, io metto anche un po' di farina bianca perché viene più delicata, un po' di cioccolato perché così piace a tutti i bambini, uova, latte, burro e io metto anche un po' di lievito chimico perché diventa più soffice. Tutto sommato costa meno. Esatto. È naturale. Sono cose genuine, mangiare bene in poche parole. Ma bello, dai, lo faccio. Slow Tour per la campagna parmense, alla ricerca di sapori e prodotti. Sono a Zibello, dove si sta facendo in piazza lo strolghino, che poi è il salame fatto con i ritagli di culatello più lungo del mondo. E a proposito, a che punto siamo? Lo strolghino viene appoggiato sul tavolo con grande delicatezza, non si può rompere. Se si rompe lo strolghino, la stagione sarà un disastro. L'offerta votiva è completa solo quando, diciamo così, sopra lo strolghino viene deposta la sacra verza, la carota, la prugna, la patata, chiari simboli di fecondità. Ma il budello è budello... Budello, non può mangiare. Ma lo giuntate, come fate a fare? Non lo dico mica come faccio. Segreto. Rino Parenti è il norcino dello strolghino, il gran maestro del culatello qui a Zibello. Vai piano. La protezione civile misura ufficialmente il record. 338 metri misurati, assolutamente certificati. Ma cos'è questa voglia di fare il massimo, il Guinness, il record? Perché? Perché bisogna sempre migliorare nella vita. Non si può mica fermarsi lì. E noi qui a Zibello abbiamo sempre migliorato. Da 20.000 culatelli all'anno siamo arrivati a 30-40.000. Perché per fare il culatello è come fare l'amore, ci vuole delicatezza. Già, ma cosa ci vuole per fare un culatello? Questo è il culatello. Sta nascendo il culatello. Sta nascendo il culatello, è un momento particolare. Lo lego. Ho troppa passione nel culatello e faccio vedere delle cose che non dovrei neanche farle vedere. Neanche i miei figli non me le insegnano. E invece Rino mi insegna che il culatello va salato, massaggiato, legato, preparato per la stagionatura per potersi conservare almeno 14 mesi. Dov'è che viene conservato adesso? Adesso facciamo la strada del conservatorio. Andiamo al conservatorio. Andiamo al conservatorio. Dove canta anche il culatello come Verdi, praticamente. Sì, Verdi. E saranno le arie di Verdi, sarà l'aria e la nebbia di questi posti a rendere unico il culatello. Ma ascolti ma la nebbia di Zibello può essere che sia diversa dalla nebbia di Polesine? No, non è diversa, però c'è una corrente d'aria che è diversa. L'aria, lo sapevo, che arrivavamo all'aria. Qui siamo a 20 metri dal Po, però il Po Polesine lo prende per il lungo ed è sulla fascia destra del fiume. Noi invece ce l'abbiamo di dietro che quando spinge... Questo lo capisco. L'aria per fare il culatello dovrà venire da di dietro. Qui è sempre aperta la finestra, sempre al naturale. Vedi, qui abbiamo il culatello fine produzione, già marchiato, pronto da consumare. Ma solo alla fine, Parenti, mi svela il suo vero segreto. E apriamo la porta e sento la musica. Ma ha detto un segreto, non lo voleva dire. Qui c'è del disordine. Qui viene a suonare, a fare musica per i culatelli. Per i culatelli, perché non si può lasciare lì solo. Qui c'è la fisarmonica. Dai, davvero? E musica fa sentire il culatello? Liscio, perché loro viaggiano sul liscio. Come il liscio? Non Verdi, scusi, sa? Anche Verdi e Violetta, Donna è mobile. Questa è la terra di Verdi, dove la musica, la nebbia e il maiale compongono un'unica armonia. Ponco, tagoi ponco, i pera, il brogno e i limon, ta stema e embo, e la. Oh, Johnny, che non sta. Buongiorno. Buondì. Cosa stava cantando, mi scusi? Ponco, tagoi limon,
Agol Brogni di Strigion. Ma è storico e filologico, qui è proprio vero allora. Verdi avrebbe tratto la marcia dell'Aida da un banditore che vendeva le mele cotte. Davvero? Eh sì. La lirica Verdi. È uguale. Ta ta taratata ta taratata ta ta. Poncota voi poncota. E da Zibello sono arrivato a Busseto, patria di Verdi. Qui a Busseto tutto parla di Verdi, siamo in Piazza Verdi, c'è il monumento a Verdi e quello è il teatro di Verdi. Oh, ma ci deve essere una festa, perché nell'anticamera del foyer c'è un buffet. Angelo, sì. Questa è la famosa spalla cotta? Questa è la spalla cotta di San Secondo, come ne parla Giuseppe Verdi. Ma c'è anche un cotechino particolare. Abbiamo tolto un po' di cotene ed abbiamo aumentato la parte magra. Ho capito, e fa anche bene, diciamo. Molto. Io l'ho chiamata Mariola, ma io la chiamo Mariolina perché alle donne è un nome più dolce, lo gradisce meglio come nome. Abbiamo inventato anche il cotechino light. Esatto, guarda, io non lo so. È stato bello, anche se non capisco cosa c'entri il cotechino col teatro. Basta, Angelo, no. Va bene, grazie Angelo. Prego. Devo tornare a Verdi, devo tornare alla musica. Ed eccolo il teatro. La particolarità di questo teatro, una scala in piccolo con i colori del Risorgimento italiano, è grandissima. È posto al piano superiore del vecchio castello dell'edificio e quindi il pavimento è vuoto sotto, il velario è vuoto sopra, fa da cassa armonica. Come è una grande cassa armonica, tutto il decoro in cartapesta. Peccato che in questo nuovo teatro bussetano, inaugurato il 15 agosto 1868, Giuseppe Verdi non abbia mai messo piede. Quando venne inaugurato il teatro, il maestro Verdi era a Tabiano a passare le acque. Nessuno, scrive in una lettera, mi ha chiesto il permesso di intitolare il teatro con il mio nome. Nessuno. E io non vengo. E da quel momento non è venuto. Io mi chiamo Contini. Sono medico veterinario e sono orgogliosissimo concittadino del maestro Verdi. Veterinario? Voi sapete che il suino che viene allevato dalle nostre parti per la produzione dei nostri prodotti tipici è unico al mondo. Suino unico al mondo? Ma cosa c'entra con Verdi? Nel foyer del Teatro Verdi ci sono esposte delle lettere, parleranno certamente di musica. Questa lettera è importante perché è un pezzo del testamento del signor Maestro Verdi. Milano, 14 maggio 1900, assegna 2 vitalizi a 2 giovani, sicuramente per studiare musica, i quali si diano allo studio teorico-pratico dell'agricoltura. Agricoltura? Per capire meglio, devo attraversare la piazza e andare a Casa Barezzi, il museo verdiano, dove sono conservate le lettere originali. Verdi passava abitualmente l'inverno a Genova. Il 1 novembre 1871 scriveva: «Speriamo che sia veramente discreto cuciniere l'uomo che proponi, ma soprattutto che non abbia coglionerie per la testa». Quindi in pratica Verdi cerca un cuoco bussetano per portarselo a Genova in modo da poter continuare a mangiare i suoi prodotti tipici preferiti, le sue ricette preferite. Lui scrive in una lettera: «Io sono stato e sarò sempre un contadino delle roncole». Comincio a intuire perché nel teatro di Busseto ci sia spazio, oltre che per la musica, anche per un convegno sul maiale. Questa volta parliamo non di Trovatore, non di Aida, parliamo del suino pesante italiano, del made in Italy. Il maestro Verdi era un buon gustaio, anche egli mangiava la spalla e il culatello. Il suino tipico italiano è fondamentale per la nostra agricoltura, per la nostra produzione. Quindi il nesso tra Verdi, l'agricoltura e la terra era quasi più forte che quello tra Verdi e la musica. Venite anche sulla mia terra, io ho un allevamento di maiale, vi faccio vedere.
Dottor Contini. Buongiorno. Ma è lei? Sono io. Beh, ma l'altro giorno sembrava un commendatore, adesso è qua che sembra un villano verdiano, ma verdiano in senso agricolo. Da villa, coloro che abitano in campagna. Giustissimo, lei, giustissimo, sì. bene. E quindi questa è la sua azienda dove lei alleva maiali? Sì, io allevo suini da 3 generazioni e quindi sono maiali che servono per il suino tipico pesante. Suino pesante, tipico. Ma non sembrano pesanti, sono agili, sembrano degli atleti che alla mattina fanno ginnastica. Questa è già la forma del prosciutto, il prosciutto di San Daniele, il prosciutto di Parma. Eccolo qua. Ogni maialino ha la sua identità. Questo è il tatuaggio sanitario Italia, la sigla dell'allevamento, la provincia e il numero dell'allevamento. Domanda retorica, ma a cosa serve tutta questa tracciabilità? Al Made in Italy. La fortuna di noi allevatori è questa caratteristica, la curiosità del maiale. Il maiale è curiosissimo e intelligentissimo. Contini è un suinologo passionale. Il maiale nasce nella Mesopotamia, incredibile a dirsi, e poi dalla Mesopotamia. Dove è nata la civiltà, Dove è nata la civiltà, dove è nato il codice di Hammurabi. Da lì, con le migrazioni dei popoli, si è spostato in Grecia. Ce ne parla Omero in Odissea. Il papà di Ulisse Laerte aveva 600 scrofe. E i romani hanno battuto Annibale perché qui nella pianura padana i Galli gli hanno dato da mangiare il prosciutto. L'importanza militare, perché una fetta di grasso e un po' di proteina dalla carne tenevano il legionario atto alla marcia e al combattimento. Quindi possiamo dire che il maiale, come il cavallo, ha fatto l'impero romano. È venuta anche a me la voglia di merenda. O mi aprite la scatola di mangime o mi date un coltello per la torta, perché qua sennò... Questo potremmo mangiarlo benissimo anche noi. Ah sì? Sì, perché se noi guardiamo che cosa c'è dentro in questo mangime, grano turco, orzo, farina di estrazione di soia no OGM, crusca di frumento, farinaccio di frumento. E non c'è nessuna differenza tra la pasticceria fatta in casa e un mangime per gli animali fatto in casa, così controllato fino in fondo. Mi fa venire il sospetto che facciano la torta col mangime, ma sarebbe comunque sana e buonissima. A proposito di territorio, qui vicino a Roncole c'è la casa natale di Verdi, una modesta locanda. La cameretta di Verdi bambino, dove si esercitava a suonare, ma soprattutto da qui, dalla finestra, teneva d'occhio la stalla, il cuore della casa, perché era appunto un'osteria, una stazione di posta. Qui c'erano i cavalli per dare il cambio alle carrozze, c'erano le mucche, c'erano i maiali, c'erano i polli. Da qui il giovane Verdi comincia a respirare il profumo della terra. E infatti quando è diventato ricco e famoso si è fatto una gran villa, che era soprattutto un'azienda agricola. Qui si entra nella casa museo, o meglio nella parte della casa visitabile dal turista. E qui si entra direttamente nella camera della Pepina, cioè della Giuseppina Strepponi, perché Verdi, che ha progettato personalmente questa casa e l'ha fatta costruire lui, ha voluto che tutte le camere comunicassero direttamente con l'esterno. Ecco, con permesso, signora, la padrona di casa, Giuseppina Strepponi, detta la Pepina, con il suo letto. La camera del maestro è di là. Questa è la camera di Verdi, qui c'era il suo letto, camere separate con la Pepina, perché lui poi era strano, magari alle 3 di notte gli veniva l'ispirazione e doveva alzarsi per comporre, oppure alle 4 del mattino si alzava per andare in campagna. E a proposito di campagna, tutto quello che guadagnava lo reinvestiva e comprava terra. Era praticamente quasi una provincia. Ma dai, Verdi! Eccole, le biolche di Verdi, che arrivò a possederne a migliaia. E qui era tutto suo? Tutto suo fino a perdita d'occhio. Verdi era considerato un contadino un po' tirato, ma alla sua morte ha lasciato quasi tutto a opere benefiche, e non solo. Quando comprava terra ci faceva costruire le case. Quando i contadini affittuari diventavano anziani, lui gli lasciava la casa e gli regalava la casa con un piccolo fondo. Una specie di pensione gli dava? Sì.
Ma insomma, ma allora, era col braccino corto come i veri contadini o era invece un generoso liberale? Com'era? Bisogna dire che la sua guerra che ha combattuto qui a Sant'Agata era una lotta per evitare che la gente emigrasse e allora lui cercava di dare più lavoro possibile alla gente della zona perché si radicasse. Ma in questo è modernissimo, perché adesso, oggi, il problema è che la gente lascia l'agricoltura, che ha sempre meno addetti, e invece c'è sempre più bisogno che l'agricoltura tenga il territorio e il paesaggio. Era un precursore, direi. Verdi, che testa! Ha dedicato un sacco di energie ad amministrare la terra, a segnare i numeri dei capi di bestiame, a controllare i fattori, ad arrabbiarsi coi braccianti, a immaginare colture sempre più razionali e moderne, perché lui all'agricoltura ci credeva davvero. Sì, ma scendi dal podio e vieni davvero a camminare in campagna con me. Io non sarò Verdi, ma una cosa utile l'ho fatta. Mi sono inventata uno slow tour sui colli di Bologna, sotto casa. Vieni a darmi una mano a fare la guida agrituristica. Si parte da Porta Saragozza, una delle 12 porte di Bologna, dove c'è il Museo della Madonna di San Luca. Qui è successo il miracolo. Siamo nel 1433. Piogge torrenziali stavano provocando una grave carestia, ma il 5 luglio viene portato qui, in processione, un quadro della Madonna. E succede il fatto miracoloso. Mentre la Madonna entra sotto a questo portone, il cielo si squarcia e esce il sole e smette di piovere e non piove più. Tanto che il grano, qualche cosa, riesce ad arrivare a maturazione e non si muore di fame. A questo punto il Senato decide di fare tutti gli anni un pellegrinaggio alla Madonna. Questa è una riproduzione ingrandita si può dire l'immagine, no? Dell'icona. Perché è un'icona? Non lo so perché è un'icona. Un'icona vuol dire che viene Da Costantinopoli. E allora nel 1000 venivano fatte queste Madonne con bambino e si attribuiva a San Luca. San Luca è un medico. I medici allora dovevano conoscere anche l'arte della pittura, comunque del disegno umano. Questa mano ha un duplice significato. Da una parte indica il bambino la via, la soluzione di tutti i nostri problemi, però indica anche che di là si va su per i portici e si va a San Luca, quindi è un'indicazione stradale, oltre che ideologico-religiosa. La Madonna che indica Gesù, che indica la via, è anche la protettrice dei camerieri, è la protettrice dei viaggiatori, è la nostra protettrice. E allora, col gruppo di turisti Slow Tour prendiamo il trenino. Ci siamo? Si parte? Sì, perché questo percorso non esiste ancora in realtà. È una prima assoluta, che speriamo diventi un'abitudine. Potremmo mai chiamarlo il percorso di Susie sui colli? La strada per salire a San Luca è unica. Si segue il portico più lungo del mondo, quasi 4 chilometri, con le misteriose 666 arcate, che si arrampica su per il Colle della Guardia. Eccoci al santuario di San Luca, una costruzione molto interessante, ovaloide, progettata all'inizio del Settecento dall'architetto Dotti. Poi in seguito vengono costruiti questi portici che sono straordinari. 3 chilometri di portico ininterrotto che sale per una collina, non è un portico in pianura, i portici si fanno in pianura. A chi può venire in mente di fare un portico in collina? E soprattutto a chi può venire in mente di fare un portico riproducendo la costellazione della Vergine? Sì, infatti, avete capito bene, è sorprendente, è una scoperta recente. Il portico riproduce in terra la costellazione della Vergine. È un osservatorio astronomico, è anche un osservatorio astronomico, come lo erano i grandi templi dell'antichità. Come vedete, i pellegrini adesso vengono su col pullman. In realtà una volta c'era la funivia.
C'è chi sostiene che la funivia sarebbe una bellissima soluzione. Bene, ma adesso comincia il percorso a piedi. La nostra gita sta diventando quasi un corteo, un gruppo di manifestanti. Eh sì, che manifestano la volontà di riprendersi i colli. Guarda che spettacolo. Tra l'altro, lungo questa bella strada panoramica ci sono cose interessanti. È un apiario didattico, momento di visita alle api. Si possono andare a vedere proprio bene la perigina, tutto quello che si può vedere bene dell'apiario. Questa è la regina, è colorata di bianco sulla schiena. Lei costruisce le sue celle, dove dentro depositerà le uova, dove dentro metterà il miele. Venite. Dai, adesso prendiamo il sentiero del CAI, appena tracciato. Lo inauguro con grande piacere, visto che è un'opera di volontariato. Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità. Cammina, si arriva a Parco Cavaglioni, dove una vecchia villa è stata ristrutturata con criteri di eco-bio-architettura. Tutti i materiali che vedete da qui in poi sono tutti materiali naturali. E di recupero! La coibentazione del tetto è fatta di maglioni vecchi. Allora, questo è l'ultima sfida. Allora teniamo tutti i maglioni vecchi e coinventeremo le case con i maglioni vecchi. Cascin, alla fine, è diventata un centro di attività gastronomiche, culturali, sportive e naturalistiche, aperte a tutti. E da qui, attraverso il bosco, arriviamo al maneggio di Cinzia. Perché da qui si dipartono tutta una serie di ippovie. Da qui a cavallo puoi andare veramente dovunque, in tutta la rete degli Appennini. Ma adesso proseguiamo a piedi e arriviamo all'Orto dei Giusti. Nel senso che io mi chiamo Giusti ed è casa mia. L'Orto dei Giusti è uno spazio a disposizione di chi vuole fare un orto, di chi vuole fare delle attività, di chi vuole fare delle cose belle legate alla natura, legate a queste che sono, come dire, l'idea di stare insieme nel verde. E qui vi volevo, perché l'Orto dei Giusti è la mia ultima creazione, nata in modo molto particolare. Quando ho acquistato questo terreno volevo fare un orticello, zappare un pochettino, ma mi sono resa subito conto che non ce l'avrei mai fatta da sola. Allora l'ho messo a disposizione di idee e persone. In 3 anni di attività ne abbiamo combinato di tutti i colori. Persino feste e spettacoli sulla pista circolare come il Nomad Fest. Un festival di balli e musiche dal mondo di ispirazione nomade. Tutto quello che noi faremo in futuro dovrà essere arcaico un po'. Dobbiamo andare verso un futuro arcaico. Al futuro arcaico è ispirata anche la yurta, la tenda nomade che ho portato dalla Mongolia, dove abbiamo ospitato stage e incontri sul verde e sugli orti. E non è finita, quest'anno ho ospitato Silvia de Tekel con la sua tenda Tuareg, con cibo e bevande tradizionali. E cerchiamo di rispettare quelli che sono i tempi africani, cioè tutto tranquillo, slow. Qui non si corre, godiamoci la vita davanti a un tè a 4 chiacchiere, semplicemente. Ecco sì, però noi siamo in ritardo, adesso dobbiamo andare subito vai. al Cavaglione, non è mica possibile qua. Ecco, no. Ah, ma non hai proprio capito niente dello spirito slow. Ma arriva l'autobus. È il bello dello slow tour dietro casa. Si può tornare in autobus e ti sembrerà di essere stato in capo al mondo.